I temi del lavoro a Vicenza, la manifestazione dei metalmeccanici con il segretario della FIOM CGIL Landini. Il contratto, ha detto, deve essere nazionale perché senza contratto non ci sono più diritti. Massimo Zennaro e Paolo Colombatti. Forza Vicenza per il nostro contratto nazionale, un buon contratto! Almeno 7.000 metalmeccanici in corteo a Vicenza chiedono il rinnovo del contratto di lavoro, un contratto che arriva dopo 7 anni di durissima crisi costata la chiusura di molte aziende e migliaia di posti di lavoro. Conseguenza della crisi anche la riduzione dei redditi dei lavoratori che ora chiedono aumenti in busta paga, non solo, come dicono gli industriali, per chi ha i minimi contrattuali. I sindacati sottolineano l'alta partecipazione allo sciopero unitario, categoria compatta contro Confindustria che vuole abbattere il modello contrattuale. Quando si vuole cancellare la contrattazione e il contratto nazionale, diciamolo in italiano, si vuole fare un'altra cosa. Si vuole usare questa crisi per cancellare il sindacato e la contrattazione collettiva dentro i luoghi di lavoro. Noi abbiamo timore che stiano aspettando il governo che faccia una proposta sul salario minimo. Se questo fosse, che se lo scordano, perché le retribuzioni e i salari si contrattano solo a livello nazionale sul tavolo trattativa con la controparte di FIN, FIOM e WILM. Altrimenti il rischio è una contrapposizione forte nelle fabbriche che potrebbe indebolire la già fragile ripresa. Ci sarebbe proprio bisogno che dentro le fabbriche non ci fosse il conflitto, che ci sarà sicuramente se non si fa il contratto nazionale, perché senza conflitto si riesce meglio a cogliere le opportunità che stanno sul mercato. E poi una richiesta al governo. Il governo deve sapere che questo è un problema del tutto il Paese. Far rinnovare i contratti e far ripartire gli investimenti è la condizione per far funzionare meglio questo Paese e il governo deve smetterla di dare soldi a pioggia alle imprese e se vuole fare un provvedimento serio dica che gli aumenti del contratto nazionale sono defiscalizzati.